Da Cortina a Jesolo, dalla Garda agli Altopiani, nell'estate 2012, almeno un 20% di italiani in meno nelle località di villeggiatura del Veneto. È quanto prevede la Confturismo regionale, che ritiene troppo pesante la crisi per sperare che quel calo del 30% già registrato in inverno in montagna sia stato soltanto un episodio dovuto magari alla mancanza di neve. Mi auguro che riusciamo a impattare una stagione con un calo di italiani e compensarli con gli stranieri. Ormai turisti, tedeschi, francesi e russi rappresentano l'ancora di salvezza del settore, che si sente particolarmente vessato dall'esecutivo dei professori. Con quello che ci è arrivato sulla schiena, sembra che questo governo si sia messo di buzzo buono per massacrare il nostro settore, fiscalmente parlando. Non c'è soltanto l'IMU a preoccupare gli albergatori, che sottolineano l'esiguità del loro fatturato in rapporto al valore dell'immobile di cui sono proprietari. A destare preoccupazione per le strutture ricettive, soprattutto l'aumento dell'IVA che sale al 12%, nello stesso momento in cui in Germania scende al 7%, in Spagna si attesta al 6% ed in Francia si ferma al 5%. Purtroppo non posso dire che mi metto le mani nei capelli, ma francamente è disperante.